Buonasera a tutti, onorato suo pomeriggio di essere nella città di Alcamo alla sala congressi Enzo Cassarà per un contesto poetico in onore di Giovanni Falcone. Ho detto la mia poesia su Giovanni Falcone ricordando un grande uomo assieme a tanti altri che si sono immolati per la nostra sicurezza, per la nostra libertà, come dicevo nella mia poesia. Quindi fantastico tutto, tutti sono stati la giuria e tutti quanti gli spettatori, tutti all'altezza della situazione. Al secondo posto è giustamente un grande traguardo, comunque non ha importanza il primo, il secondo, il terzo, è quello che siamo venuti a fare qua oggi, a parlare di giustizia, di legalità, di mafia, questa grande piaga che ancora non si riesce a estirpare. Io voglio dare un messaggio, dire che ci dobbiamo credere sempre e lottare per la nostra libertà. Ritengo veramente che queste manifestazioni siano assolutamente importanti da portare avanti, da fare numerose, non soltanto così ogni tanto sporadiche, non soltanto diciamo per quello che riguarda un contest poetico. Credo che sia importante valorizzare quella che è la nostra madrelingua, il siciliano, perché la lingua è lo specchio di un popolo che noi dobbiamo in qualche modo aiutare a crescere, perché ancora siamo un po' lontani da quello che è veramente la valorizzazione non solo del territorio ma soprattutto del popolo siciliano, della gente che attraverso la propria lingua può andare avanti. Sono davvero contenta e onorata di aver fatto parte di questa giuria nell'ambito del contest poetico qui ad Alcamo sul memorial di Giovanni Falcone. Ha fatto da padrona sicuramente la buona poesia, nonché la lingua siciliana e l'amore per la propria terra. Ritengo importante favorire questi contest, nonché altri incontri in cui si parla della lingua siciliana, non soltanto ad un pubblico adulto ma anche ad un pubblico di minori. Quindi perché no, ringrazio non soltanto il Comune di Alcamo che ha patrocinato questa iniziativa, ma soprattutto Sicilia Incantata che è stata promotrice di tutto ciò. Grazie ancora. Che dire, ringrazio Sicilia Incantata, ringrazio il presidente di Sicilia Incantata Giovanni Pollina che ha organizzato questo contest ad Alcamo. Abbiamo respirato un pomeriggio di cultura, di poesia. Abbiamo premiato la poesia, però la cosa fondamentale che abbiamo fatto oggi è valorizzare la lingua siciliana, perché le poesie che abbiamo premiato e che abbiamo ascoltato, anche quelle fuori concorso in questo contest, erano tutte in lingua siciliana, e poi abbiamo fatto memoria di Giovanni Falcone. Un pomeriggio molto interessante tra cultura, legalità, voglia di crescere.